Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Il Napoli segue con attenzione il mercato invernale e un nome che potrebbe essere la grande occasione di gennaio è quello di Luís Felipe, il difensore italo-brasiliano che sta trattando la sua risoluzione con l'Al-Ittihad Club in Arabia Saudita. Secondo l'esperto di trasferimenti Matteo Moretto, Luís Felipe è vicino alla risoluzione del contratto, che lo renderà libero sul mercato. A 27 anni, il difensore ha già un'esperienza di alto livello in Serie A, avendo giocato per diverse stagioni con la Lazio. Per il Napoli potrebbe essere la soluzione perfetta. Antonio Conte è soddisfatto della rosa attuale, ma vuole rinforzare la difesa e le ali per garantire solidità nella corsa allo scudetto. Luís Felipe, con la sua versatilità, può giocare sia da centrale che da terzino destro, cosa che sicuramente attira l'interesse del Napoli. Inoltre, potrebbe essere l'erede naturale di Juan Jesus, il cui contratto scade a fine stagione. Ora, tifosi, vogliamo sentire la vostra opinione. Luís Felipe sarebbe l'acquisto ideale per rafforzare la difesa del Napoli? E pensate che possa colmare il vuoto lasciato da Juan Jesus? Lasciate i vostri commenti qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra difesa.